Ben ritrovati con l'informazione flash di News Sicilia. Iniziamo con la cronaca. I finanzieri del comando provinciale di Ragusa hanno scoperto nel capoluogo ibleo un circolo privato adibito a bisca clandestina. Le fiamme gialle del gruppo di Ragusa hanno sorpreso 20 persone impegnate nel gioco d'azzardo provenienti in gran parte da fuori città e non iscritti all'elenco dei soci. Durante l'operazione sono stati sequestrati circa 30.000 euro in contanti. I carabinieri della stazione di Biancavilla hanno denunciato in stato di libertà 10 persone che in concorso tra loro si sono resi responsabili di rissa aggravata, lesioni personali, minacce gravi e danneggiamento in concorso. Accade nella centralissima piazza Roma del comune di Biancavilla, in provincia di Catania. Alla base della lite un fidanzamento non gradito. Paura ad Adrano, in provincia di Catania, dove si è verificato una violenta esplosione di una bombola di gas all'interno di un'abitazione in pieno centro storico in via Vittorio Emanuele e via Archimede. Ingenti danni allo stabile, che è abitato da cittadini stranieri. Secondo i primi accertamenti, non tutti i residenti sono riusciti ad abbandonare lo stabile e si registrano feriti. Rosario Oliveri, agricoltore di 71 anni di Gibellina, scomparso da sabato scorso, è stato trovato morto all'interno di una vasca di accumulo delle acque in contrada Baronia a Salemi. A fare la macabra scoperta sarebbe stato un gruppo di Boy Scout che aveva allestito nella zona un campo di addestramento. Sono in corso le indagini. E con questa notizia per adesso è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci. Natale ad Acireale. Dall'8 dicembre all'8 gennaio nel centro storico mercatini, circuito dei presepi d'arte, la casa di Babbo Natale, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, concerti musicali nelle chiese, laboratori, il trenino turistico natalizio, oltre a tante iniziative di solidarietà. Il 24 dicembre alle ore 20 Uzzukku, tradizionale accensione. L'amministrazione comunale augura buone feste.